È arrivata l'ufficialità. Dopo l'esonero di Eugenio Corini, ora tocca a Fabio Grosso guidare il Brescia. Lo hanno annunciato le rondinelle attraverso un comunicato in cui si legge che il club gli ha affidato la guida tecnica della prima squadra. Il nuovo mister appena svincolato dal Verona condurrà il suo primo allenamento oggi pomeriggio alle ore 15:30 presso il centro sportivo di Torbole Casaglia. Così recita la nota della società, che si conclude dando il benvenuto del club al mister e al suo staff. In occasione della riunione della Federcalcio, il presidente dell'Associazione Calciatori Damiano Tommasi torna sul tema del razzismo nei campi da calcio. Io sono in contatto con alcuni giocatori, non ho un sentore di iniziative, ma come ho detto prima, l'idea è quella di creare e di fare eventualmente iniziative che abbiano un senso, che abbiano una condivisione generale, ma soprattutto che condividano con altri la responsabilità di risolvere quello che secondo noi è un problema che viene amplificato, come ho detto, dalla presenza in Italia di campioni, di allenatori, di persone che hanno viaggiato, che hanno girato il mondo e che hanno una percezione internazionale di quello che dovrebbe essere il nostro spettacolo e sanno quanto pochi, 1, 2, 10 riescono a danneggiare il nostro movimento. A volte nella speranza ci si affida anche alla scaramanzia. Lo sanno bene a Roma, a Trigoria, dove per cercare di rimediare al problema degli infortuni, vera e propria croce degli ultimi periodi, ci si affida anche alla soluzione spirituale. Prima della gara contro il Milan, datata 27 ottobre scorso, il club giallorosso ha infatti invitato Monsignor Rino Fisichella per la benedizione del centro sportivo di Trigoria alla sconsacrazione della cappella presente all'interno della struttura. Chiamatela se volete scaramanzia, ma da quel momento la Roma non ha più perso nessuno per infortunio e ha vinto le ultime 3 partite in campionato. Calcio ma non solo, l'impero economico di Cristiano Ronaldo va ben oltre il pallone. Il Corriere della Sera ha analizzato il portafoglio di investimenti del calciatore mettendo sotto la lente di ingrandimento le carte della CRS Holding, società con sede in Lussemburgo con cui l'attaccante gestisce i suoi investimenti. Tra questi spiccano le 2 joint venture con il gruppo alberghiero portoghese Pestana. La Pestana CR7 Lifestyle ha infatti già aperto 2 hotel a Lisbona e Madeira con l'obiettivo di sbarcare anche a Marrakech, New York, Madrid e Parigi. Dagli hotel si passa al ring da combattimento con una partecipazione nella Ultimate Fighting Championship, investimenti anche nelle carote della 52 Fresh Anipossial, che investirà 50 milioni per coltivare e vendere carote sotto forma di snack confezionati e in cui Ronaldo è il secondo azionista con il 10%. Sempre tramite la società Ronaldo affianca al 50% uno specialista della lotta contro l'alopecia, Paolo Ramos del gruppo Saude Viave.